mi ha consentito in un periodo di grande stress di leggere un buon romanzo che io non avrei letto di questi tempi per questione di sovraccarico di impegni e di letture di altro genere. E la ringrazio davvero di cuore perché l'ho trovato molto bello, un romanzo scritto molto bene, allettante, c'era una cosa da leggere. E visto così a primo acchito appariva come un racconto di ordinaria amministrazione, cioè parlare oggi di giovani che si chiudono nel mondo virtuale, la cosa più normale di questi tempi. Invece nell'interpretazione del romanzo si è riusciti a estrapolare alcuni elementi di questa vita virtuale molto stimolanti e degni di nota. Le interpretazioni che io ho fatto sono innanzitutto due, potrebbero essere note, però ci sono due osservazioni fondamentali. La prima è proprio sul piano psichiatrico, perché emerge in termini molto lampanti, cioè in termini proprio molto chiari, che c'è un disturbo di tipo psichiatrico che chi ha fatto la prefazione ha attribuito a Leo. Leo è un giovane con disturbi comportamentali e quindi tutte le critiche si sono centrate molto su questo aspetto. Quindi così questo narcisismo patologico che viene attribuito a Leo io non ce lo vedo. Il disturbo narcisistico patologico che è sfuggito a molti che hanno letto il libro è quello materno. Infatti, anche nel contesto della relazione familiare, Leo di chi ha terrore? Di questa figura materna, che è ricorrente, però è una madre che si muove insieme al padre, che è una figura quasi inesistente. Nel mio immaginario il padre di Leo è il signore che guida la macchina per trasportare la signora dalla vittima. Leo è vittima del narcisismo di questa donna ed è un narcisismo patologico. Leo che è pieno di problemi, Leo che puzza, ad esempio, e tutto il mondo si accorge di questa puzza insopportabile, chiunque lo acchiappi per strada, a casa, il primo elemento, e quindi diciamo che è un segnale molto forte che non sfugge a nessuno, sfugge alla madre. Come può la madre non rendersi conto di questo elemento di forte disturbo che poi può portare il figlio a un'emarginazione sociale molto forte? Lo prende, lo lega e lo infila in una vasca da bagno, oppure gli dice guarda che tu puzzi, che poi alla fine. Invece tutto questo è funzionale all'isolamento di questo giovane che deve togliersi fuori dalla circolazione, poi deve tuffarsi in una situazione dove lo aiuta a inventarsi una sua identità perché serve alla madre, cioè questa è una realtà che serve e funzionale ai bisogni della patologia materna. Sin da bambino Leo praticamente viene svuotato e indebolito, per cui lui ha vissuto sempre una sorta di inadeguatezza. Nella fase pediatrica era un bambino inadeguato ad essere bambino, nell'adolescenza è inadeguato ad essere adolescenza, arriva a 25 anni è inadeguato. Vorrei dire qualcosa ma dopo. Ah, ok. A 25 anni non si sente? A 25 anni quindi è inadeguato come giovane e la sintesi della sua inadeguatezza è nella battuta ricorrente della madre che lo chiama ometto della mamma. Hai mangiato? Ometto della mamma. Hai dormito? Ometto della mamma. Hai studiato? Quindi questa è già la sintesi di questa relazione interpersonale decisamente malata. Lui fra l'altro non può essere un narcisista da manuale, perché il narcisista da manuale ha bisogno di essere alimentato nel suo delirio e nel suo grande ego. Questo scappa
Questo non vuole vedere nessuno, questo non vuole vedere i suoi compagni di appartamento, non li vuole incrociare neanche per caso, si toglie il pigiama se per caso rischia di incontrare qualcuno di loro in casa, quindi è portato a un isolamento e a un rifiuto di relazioni col mondo reale, che non è tipico di chi invece ha bisogno di alimentare il grande ego. Questo è solo un disperato, è un disperato, è un grande bugiardo, lui ha bisogno poi di ricorrere alle bugie, un po' per convincere se stesso di essere qualcuno e di poter contare qualcosa, tanto il ruolo materno l'ha distrutto e svuotato. E poi c'è anche il fatto che insomma internet, grazie al cielo, ti consente di essere quello che vuoi. Internet ti strappa praticamente dai complessi del quotidiano, dal confronto feroce che ci può essere con il mondo esterno, che ti chiede conti se sei brutto, che ti chiede conti se puzzi, di cosa facciamo? Sono le belle stanche, sono una vecchia signora stanca che si distrae. Mi rendo conto di avere un po' di basso. Quindi abbiamo praticamente questo discorso. Leo non ha esercitato nessuna manipolazione nei confronti di nessuno. La manipolazione invece è tipico del narcisista, che lui deve produrre del male, deve conoscere delle persone, deve stare al centro dell'attenzione, al centro delle situazioni, e poi deve poter fare consapevolmente del male. Lui tutto questo non lo fa. Però detto questo, sull'aspetto psichiatrico, che secondo me merita un'analisi approfondita, e devo dirti che è una critica, la mia, che ritengo costruttiva, perché deve stimolare la gente, anche gli addetti ai lavori, ad avere un occhio di riguardo su questo aspetto, chi è l'ammalato. È certo che Leo sano non è. Leo è un depresso, ed è una depressione con note ansiose molto forti che si sta trascinando sin dall'età pediatrica, e quindi Leo necessita di essere preso seriamente in cura, ma non per il narcisismo patologico. Lì va curata la madre. Il libro e il romanzo apre una finestra poi importantissima per quanto riguarda la relazione fra le nuove generazioni e questo mondo, dove praticamente, mentre il caso di Leo è un caso a sé, tanti saluti nel bene o nel male, il rapporto fra le diverse generazioni con internet oggi sta portando a dei cambiamenti strutturali nei comportamenti, nelle relazioni interpersonali, no? E io ad esempio faccio sempre un parallelo, grazie al fatto che io appartengo anche a un'altra generazione, è una generazione fatta di stimoli, dove le relazioni anche familiari erano conflittuali. Internet seda il conflitto, perché il conflitto si risolve nel momento in cui dice: cosa, devo togliere il piatto dalla tavola? No, fallo tu, ciao. No, ma ciao. Quello si chiude in camera, accende il computer ed entra in una dimensione tutta sua che lo gratifica. Per cui non possono questi giovani, cioè a loro è stata inibita quella potenzialità e quella necessità della lotta per la conquista anche piccola. Adesso io devo fare una lotta, nel senso che implica un sacrificio, che può essere anche il fatto che devo prendere 7 in matematica visto che vado male, però poi mi hanno promesso il motorino, ok? Che è una forma di conquista. Come la forma di conquista è, ma io devo assolutamente maturarmi al più presto possibile, perché mi devo togliere dalle balle da questa trappola familiare che mi ammazza, e che è il diritto necessario e naturale all'indipendenza dell'individuo, perché la corsa all'indipendenza poi segue la vita dell'uomo sin da bambino. Leo, quando ha incominciato a gattonare,
poverino, si è guadagnato quell'indipendenza nella deambulazione che piano piano l'ha portato ad aprire i cassetti, però poi tutta la sua indipendenza si è conclusa lì, poi gli hanno tappato le ali, fine, stop, perché poi lo metto di mamma. Invece nel processo di crescita proprio dell'indipendenza dell'individuo, se non c'è la mamma di Leo, c'è internet che dice: adesso cara mamma, io non ho necessità di staccarmi da voi perché io cambio mondo e raggiungo una mia indipendenza virtuale accendendomi internet e andando a navigare per i siti, per le cose e così via. Poi apriamo il dibattito. Ma in fondo Stiamo internet, saltando tantissime cose. che cos'è internet? Se non, io leggendolo mi sono detta accidenti, internet è la fata morgana per gli uomini e per i giovani, cioè quel miraggio che nel deserto fa perdere i viaggiatori. Cioè è molto affascinante la fata morgana, è un miraggio bellissimo che da metà 800 in poi tutti i viaggiatori europei che andavano per deserti si perdevano perché non conoscevano e non sapevano che quello era un fenomeno di rifrazione, quindi un fenomeno fisico, e che non c'era nulla di allettante da inseguire, e la fata morgana li trascinava disorientandoli e facendoli perdere nelle grandi sabbie del deserto dove morivano disidratati. Questo è internet, in linea di massima, rapportato a questa esperienza ossessiva che stanno facendo i giovani. Dico questo con una grande preoccupazione, perché l'utilizzo di internet dovrebbe essere accompagnato a una sorta di azione che ti porti a non slegarti dal mondo concreto. Ad esempio in Leo c'è stata la castrazione. Leo del mondo concreto non ne voleva più sentire perché era sessualmente castrato dalla madre, e anche quello gli faceva balenare l'idea di avvicinarsi a un mondo reale perché allettante, perché gli piaceva un qualcosa, un qualcuno, no? No, niente, internet. Quindi internet è arrivato a soddisfare anche questo tipo di desideri. Io ho iniziato a circolare su internet perché dovevo scrivere un libro e dicevo: aiuto, come faccio? Uso la macchina da scrivere. Molti anni fa, 92, ho fatto una corsa automobilistica e dovevo scrivere un libro nel 94. E allora un mio amico molto sveglio mi ha detto: ma senti, ma prendi un portatile, che cos'è? E ho iniziato a usare sta cosa come una macchina da scrivere. E basta, dicevo: tu sei pazza, cosa non so quei soldi, però piano piano diciamo che ho preso dimestichezza, però ho sempre mantenuto un atteggiamento di sano distacco. Grazie. Io ringrazio te per l'analisi più che approfondita che hai fatto del libro. Sapevo, ovviamente so che sei un medico, ma non pensavo ci trovassi tutta questa... Insomma, hai fatto un'analisi lucidissima, più di quella che ovviamente io avevo in mente, perché non avendo le competenze mediche io ho scritto semplicemente una storia, poi ho visto che ci si è visto di tutto, ci sono vari disturbi che sono venuti fuori. Storiograficamente. Questo, quindi il romanzo l'hai descritto benissimo tu, io non so se qualcuno vuole fare qualche domanda direttamente. Più di quello che hai detto tu, io non so cosa dire. Il romanzo parla di questo ragazzo che appunto sceglie di isolarsi dalla società e praticamente si inventa una vita virtuale per sopperire a quella reale che a lui fa abbastanza schifo, e ovviamente dove non si vuole né integrare e né non la vuole proprio decisamente vivere. Quindi c'è da un lato una persona che ovviamente ha 10.000 problemi, come ha detto ovviamente giustamente Claudia, però dall'altro lato c'è anche una persona che ha un briciolo di presunzione, perché alla fine ce l'ha, che è semplicemente una cosa illusoria di autodifesa, perché lui dice: io non sono come voi e voi non mi accettate, però dall'altro lato lui dice:
non sono come voi, perché io sono molto migliore di voi, quindi io faccio un gradino in su e mi isolo e vi guardo da fuori. Nel suo caso lui dice io vi guardo direttamente da internet e col mio io virtuale, che è molto più scenico, più preparato, più sapiente, perché ovviamente c'è tutto il meccanismo di ricerca su internet, e quindi lui anche su Facebook, per prima di scrivere una frase si cerca 10.000 citazioni per fare bella figura, quindi la storia è tutta qui. Quindi c'è appunto questa madre che è un po' oppressiva, il padre assente, gli inquilini che cercano in qualche modo di renderlo partecipe, ma non si crea nessun legame, perché appunto lui non vuole, cioè lui evita proprio anche di cenare e di pranzare insieme ai suoi coinquilini e preferisce, soffrendo, perché alla fine sì, è un ragazzo che soffre indubbiamente, anche se il libro è anche, insomma, abbastanza, ci sono alcuni punti ironici, quindi non è proprio un saggio psicologico. Sì, però anche questa sofferenza è la sofferenza del ruolo patologico di sua madre. Sì. Lui deve soffrire per forza perché la mamma è cattiva. Lui ha questo amore e odio nei confronti della mamma, perché ovviamente essendo figlio unico la mamma l'ha un po' autoincensito, insomma lo vede come un dio. Ovviamente lui è semplicemente un ragazzo normale, anzi un ragazzo anche con problemi, però la madre lo vede così e lui, pur di non deludere la madre, cerca di... Si autoconvince di essere molto migliore di quello che anche negli studi, nell'università, fa finta di andare avanti in maniera molto... Lui dice addirittura sto per laurearmi, devo prendere 110 e lode, invece è fuori corso da più o meno 5 anni. Sì. Complici sono ideali, nel senso che lui ha una passione per gli insetti, quindi lui non ha amici, però lui ha questa passione per gli insetti e che passa il tempo... Per troppo nel dettaglio, se no poi ci togli la... Sì, no, appunto, per gli insetti, perché lui li vede simili a lui. Infatti lui dice anche gli insetti sono sottovalutati, non li capite e arriveranno a conquistare il mondo, devono solo finire di evolvere. Lui si è reso inavvicinabile. Nella descrizione della scrittrice, lui ha preso distanze dal mondo ed è talmente entrato nel virtuale, tanto da confondere il reale col virtuale. Alla fine tutto fa brodo per lui, tanto che la scrittrice a un certo punto descrive un giorno in cui lui era fermo e stranamente con la finestra aperta, la finestra sempre chiusa, finestra aperta, a un certo punto vede che si illumina una finestra di un vicino. Lui, colto dalla curiosità, sta lì ad osservare per assistere a una scena di un tizio che afferra la donna, presumibilmente sua moglie, la attrae violentemente a sé, poi la storia finisce in mare, lui sparisce per un istante, poi dopo torna con un coltello e la coltella questa donna. Lui la guarda con lo stesso atteggiamento psicologico con cui poteva leggere una cosettina su internet, per dire il livello, e lì lo descrivi in modo magistrale, questa cosa proprio è. E lì c'è proprio la confusione dei mondi. A un certo punto dice, ma sì, di fronte alla TV all'indomani, dice, ma gli altri hanno detto, ma avete visto, hanno ucciso una donna qua vicino? E lui dice, sì, ma io lo so perché l'ha uccisa il marito. Come ha ucciso il marito? Ma che ne sai tu? Nessuno sa, no? Nessuno sa, si dice che ancora l'assassino non sa. E tu sai questo? Sì, perché io ero lì e l'ho visto. Ma lui è alla polizia, qui deve... E dice, ma chi se ne frega, tanto si è già pentito. Non è così importante. Magari si è già pentito, lei è morta. La cosa principale era che lui, siccome il romanzo è ambientato a Sassari i marciapiedi fanno schifo e quindi lui ogni volta che esce rischia di cadere e lui dice, ma semplicemente, ma questo ormai, questa donna è morta. L'uomo va bene, non l'ha fatto apposta, è stato preso da un istinto di ira che lo mettano a sistemare i marciapiedi, cioè lui arriva a concepire questa forma di riscatto, alla fine è molto elementare. Quindi. La differenza veramente... Che hanno scritto la prefazione sono due psicologi di un istituto di Milano che si occupano di questi ragazzi, quindi loro riescono a scovarli con fatica, anche da segnalazioni appunto di genitori che alla fine arrivano a preoccuparsi,
perché si parla proprio di ragazzi che si rinchiudono in casa ed è proprio una cosa, è un malessere psicologico, quindi sì, hai ragione tu che dici vanno presi, vanno forzati, però non è neanche così, perché loro dicono anche che internet e questo fatto di isolarsi è una protezione, perché molti di questi ragazzi arrivano anche a suicidarsi, quindi internet è anche un'ancora di salvezza, perché grazie alla rete loro riescono ad entrare in contatto anche con altre persone come loro. Infatti ci sono anche dei gruppi su Facebook che si chiamano i Kikomori, proprio la pagina degli Kikomori, e loro si ritrovano in questi gruppi e almeno tra loro parlano, quindi ognuno parla del proprio disagio e quindi riescono a capire che non sono soli, che magari prima dell'avvento di internet, perché questo malessere qua non è che arriva con internet, è che internet gli ha dato una collocazione precisa, però le persone che si vogliono isolare, che si sono volute isolare, le abbiamo conosciute tutte. Infatti in un'altra presentazione addirittura siamo arrivati a parlare di persone che magari io conoscevo alle elementari, cioè, e alla fine ci siamo messi un po' in cerca e abbiamo detto ma tutti abbiamo conosciuto delle persone, anche da ragazzini. Quando internet ancora non c'era. Sì, che magari erano quelli che stavano solamente con la mamma oppure solo in famiglia, che uscivano solo fra cugini, cioè, quindi alla fine questa cosa è venuta fuori adesso, negli ultimi anni, relativamente, insomma, abbastanza recente, però sono cose che, cioè, la voglia di estraniarsi così tanto e l'esigenza di stare così tanto isolati è una cosa è proprio un malessere della persona, dell'individuo. Magari anche amplificato forse sotto certi aspetti da internet. Sì, semplicemente se ne parla di più. Esatto. Cambiando i ritmi della società, l'evoluzione è una società costantemente in evoluzione, bisogna vedere quali sono i motori che spingono nelle diverse direzioni i fenomeni sociali, e diciamo che tutto quello che sta avvenendo in questi ultimi decenni puntano alla disgregazione, per cui noi siamo diventati più tutti degli individualisti. Per fare un esempio, il povero in città muore di fame, un povero invece in una realtà meno spinta, che può essere dei nostri paesi, non muore di fame. Urzulei, perché se tu non hai le patate il vicino te le porta, oppure c'è una crisi, si ammazza un animale, si mangia tutto insieme, e per cui un fenomeno di solidarietà nelle situazioni ancora protette continua a vincere. Nelle grandi città c'è la grande disgregazione, per cui non è sempre vero che più siamo in compagnia. Quando mai? Spesso più siamo, più aumenta la solitudine, e non c'è cosa peggiore della solitudine vissuta nei centri urbani, dove davvero c'è tanta gente, che sono i fenomeni che noi ci lamentiamo da quando siamo bambini, e cioè che di fronte a un ascensore della città la gente si ferma per un quarto d'ora ad aspettare che arrivi l'ascensore senza dire buongiorno. Più estremo, i nomadi nel Sahara, ok? Si incontrano due nomadi che per giorni e giorni, con il loro dromedare nelle transumanze eccetera, non incontrano altra gente, si fermano e il loro saluto è un saluto che è una specie di notiziario nostro. Ciao, da dove stai arrivando? Eri a Janet, va bene, come sta la famiglia? Che la famiglia vuol dire un popolo. La siccità come va? Avete trovato in quella direzione pozzi con acqua oppure i pozzi sono secchi? Ma c'è stata moria di animali? Questo saluto diventa una discussione, comunicazione, cioè l'informazione. Sì, passa una transizione di informazioni. L'informazione nei grandi deserti passa così, attraverso un saluto di due persone che si incontrano nel vuoto, dove c'è poca gente. Paradossalmente, al contrario, quando ti ritrovi in un grosso centro, eccetera, eccetera, c'è la solitudine e non c'è l'informazione e il saluto non esiste più. Non saluto qua. Non aspettiamoci che tutti ci dicono insieme, allora famiglia, no. Diventa anche spiacevole. Però da noi non serve questo, però esistono altre forme di convivenza
pacifica ed educata, che è dire buongiorno quando uno entra in ascensore. Cosa? Invece possibilmente sembra offensivo, guardi fisso in una direzione, perché se poi lo guardi lo devi salutare. Siamo per ricominciare lo sguardo. Siamo dei mostri, Per siamo. non dare fastidio a tutti, tutti possiamo essere 10.000 volte più belli, più intelligenti e migliori. È per quello che poi noi conosciamo le persone su Facebook, poi le conosciamo di persona e rimaniamo delusi. È perché è una cosa mononeuronica, nel senso che tu offri quello. La parte migliore che hai. Sì, e comunque è molto parziale, per cui l'interlocutore si fa un'idea di te sulla base di quei dati che tu vuoi trasmettere. Sì, sì. Poi viene a mancare una complessità che nell'incontro poi reale può portare a profonde delusioni. È normale che uno non riesca a dire tutto di sé, anche perché a parte che non sarebbe interessante. Ma la gente non lo vuole neanche fare. No, certo. Perché chi entra su internet con un'ottica di adesso mi presento. Mi presento. E cosa farò? Cercherò di trasmettere il meglio di me stessa su una cosa, no? E quindi magari faccio anche bella figura. Peccato poi che incontrandomi nella globalità faccia schifo. Per cui, però, questo è internet, bisogna educare molto i bambini a un accesso intelligente, perché quello che preoccupa molto invece è l'isolamento della famiglia. C'è un Leo che se avesse avuto internet da bambino sarebbe stato ancora più disgraziato, forse si sarebbe suicidato, per dire, con tutta probabilità, perché comunque un uso maldestro dello strumento, stiamo vedendo delle cose molto, molto brutte tra i bambini che sono liberi di circolare su internet e sugli adolescenti. Bisogna dargli gli strumenti per poter. Quindi ci deve essere una educazione a un uso, come il discorso di Facebook. Facebook diventa terrificante, bisogna vedere l'uso che tu ne fai, perché lo puoi usare perché sei un appassionato di cinema o di poesia sarda, e dici bene, adesso io mi apro una cosa sulla poesia sarda e non scantono, però resto sempre nei cosi. Io voglio un Facebook rigorosamente politico che non parli mai dei miei fatti personali perché non me frega niente a nessuno, vigilo su questo e faccio in modo che il mio Facebook non scantoni. Per dire, però qui ci vuole un livello di maturità in ciascuno di noi che consenta questo controllo. Una persona molto giovane questo controllo non sempre ce l'ha, che poi magari si abbaglia per molto poco e come l'ha fatta Morgana ti fa perdere nel deserto. Stiamo dando in qualche modo il controllo dei media a chiunque. Il punto è che chi I anche media sono dovrebbe. uno strumento molto potente e noi lo stiamo dando a chiunque. È come stiamo dando un carro armato a un bambino, è come stiamo dando Media però non lo un consigliamo RPG noi. a una bambina di 6 anni. Ma Quello che stava dicendo lei. Siete concordi con me che è questo, Sì. questo è il fatto? Però non siamo noi che Il punto è che consigliamo. il più delle No, volte le persone no, che come dovrebbero spiegatemi, dare spiegatemi che perché. dovrebbero dare l'input ai bambini su come utilizzare certi mezzi non ne sono a conoscenza loro stessi, prima di tutto.